Amici all'ascolto, siete nuovamente collegati in diretta con il campo ostacoli allestito nella comunità di San Patrignano. È la giornata conclusiva della 13ª edizione di questo splendido concorso. Abbiamo seguito praticamente per intero tutto il percorso base e l'esito è il seguente: 40 binomi partiti, 7 si sono qualificati per la fase decisiva. Ve li vado a rileggere: Tony Assman Germania, José Larocca Argentina, Gerfried Puck Austria, Geir Gulliksen Norvegia, Albert Suer Olanda, Bert Mendley Svizzera, Richard Spooner Stati Uniti. È stata una gara vivace, possiamo definire abbastanza problematico il percorso ideato dal direttore di campo Rolf Lüttich, particolarmente insidiose la doppia gabbia e addirittura che poi culminava con le tavole, come ha sottolineato Giulia Martinengo, che ci ha aiutato in telecronaca. Allora Giulia, dai un'occhiata ai 7 che rivedremo e esprimi il tuo pronostico. Allora, il pronostico è banale dirlo, da una battaglia tra Zoer e Spooner, non c'è dubbio. Poi è ovvio che tutti gli altri sono estremamente competitivi. Assman è un cavaliere velocissimo, ha l'handicap di partire per primo. La Rocca ha fatto già, trovo un ottimo mestiere ad aver fatto un netto in un Gran Premio a 5 Stelle, ha montato benissimo, il cavallo è molto buono, ma non credo che possa aspirare a vincere, non è un ipercompetitivo. Lo stesso vale per Puck, per motivi diversi. Il suo cavallo è un cavallo enorme, un po' macchinoso, che difficilmente fa dei tempi sorprendenti. Gulliksen già può dir la sua con l'Espoir, Zoer e Cristallo l'abbiamo già detto, e Mendley anche è velocissimo. Una disamina direi perfetta. Dunque i tuoi favoriti sono Zoer e Zuer e Spooner. Spooner, l'outsider, quello che può dar loro fastidio, un nome solo? Gulliksen. Gulliksen, Geir Gulliksen. Ancora un attimo di pubblicità e poi ci godremo il barrage.